Niente, è il secondo frontale che ho evitato nel giro di 2 minuti, per un pelo proprio, per niente. Perché non perché la gente non è capace di guidare, ma perché è stupida, ti spiego. Se tu vai troppo veloce in curva non riesci a stare all'interno della tua corsia e quindi vai nella corsia altrui e rischi di fare un bel frontalone, un incidente mortale. Però nonostante questo tu continui a mantenere quella stracazzo di velocità che non sei in grado di mantenere, quindi sei stupido, non sei più incapace di guidare, sei stupido, perché incapace di guidare lo sei la prima volta quando non tieni la curva, dici vabbè a sta velocità non sono capace, vado di là, vado fuori corsia e dici vabbè, ma quando poi tu continui, ricordatelo sempre, sei stupido. E questo, amici miei, questo mio solito modo di girare largo sulle cose per raccontarvi un simpatico, o perlomeno curioso aneddoto, questa informazione che pochi sanno, e ve lo dice uno che ha lavorato in una scuola guida. Vi ricordate un tempo quando si facevano i quiz, la teoria, no, dell'esame della scuola guida, e qualcuno si arrabbiava perché diceva cioè, questi sono giochi di parole, non c'entra le mie conoscenze che ho del codice della strada piuttosto che del funzionamento del motore, delle precedenze. Questi sono giochi di parole, sono quasi settimane enigmistiche, quasi problemi scolastici. Sì ragazzo, sì, non era una presa per il culo, è tutto fatto apposta, perché chi è stupido è meglio che non prenda la patente. Quindi se tu sei stupido che non riesci a capire questi giochi di parole, sarai stupido anche nei comportamenti su strada, tipo quei due di prima che hanno visto che non riuscivano con la velocità che tenevano a stare nella loro corsia, ma continuavano perché erano stupidi. Quindi vedete che ora tutto torna, quei giochi di parole, quel girarci attorno, quel fare le domande al contrario avevano il loro perché, non è una battuta, ve lo ripeto, ho lavorato in una scuola guida, funziona così. E quello è stato bocciato 5 volte alla teoria, ma poverino è perché gli hanno messo le domande a trabocchetto. No, è corretto. Se sei stupido non è giusto che tu metti a repentaglio la vita degli altri, perché uno stupido non riesce a avere coscienza, giudizio e precisione nella guida, e te lo dice uno che per fare sto filmato va via ai 40 all'ora. Rifletteteci bene su tutto quello che ho detto, e come compitino per caso, o meglio come prova del 9 su tutto ciò che ho detto, ragionate un attimo su cosa crea realmente gli incidenti. È l'incapacità di guidare, cioè l'incapacità proprio di tenere una curva, la velocità, le reazioni eccetera, o è veramente la stupidità, ossia l'incoscienza su strada? Spero mi si segua, perché per capacità di guidare io intendo proprio la capacità intrinseca, un po' come, prendiamo l'esempio allora della bicicletta che forse c'è più facile, no? Appena prendi in mano la bicicletta, cioè non sei capace di guidarla e quindi cadi, perdi l'equilibrio, scivoli, ti sbucci il ginocchio, hai capito? Cadi da solo perché non sei capace di guidare. Dopo 2 settimane tu sei capace di andare in bicicletta, però ciò nonostante, collegati un attimo, moltissimi incidenti gravi, se tu noti, sono stati fatti da ciclisti tra virgolette professionisti, ossia ciclisti che stiamo prendendo l'esempio della bici, altrimenti potevamo benissimo parlare dell'automobile, però ti confonde, quindi stiamo sulla bici. Sono fatti da gente che veramente ha macinato migliaia di chilometri, la bici la sa guidare anche con la neve, col ghiaccio eccetera, però a volte osano, sono distratti, fa le cose stupide. Ok, una strada è da 40 all'ora, loro vanno giù agli 80, hai capito? E così si crea l'incidente. Vuoi sorpassare, non hai voglia di star dietro, fai il sorpasso azzardato e fai l'incidente. Quello è essere stupidi, non è proprio essere incapaci di guidare come la intendevo io originariamente. Basta, ho finito. No, non c'è nessuna morale, volevo solo raccontare questa informazione che non è nulla di sensazionalistico, ma è la verità. Ci sono tante cose che noi ci chiediamo ma perché, eccoti, questa è una di quelle che ha il suo perché, io te l'ho appena spiegato. Quindi i quiz con tutti quei giochi di parole e doppi senso sono stati fatti apposta, non
non era un dispetto, insomma, ecco, sono stati fatti apposta per selezionare la gente stupida, perché la gente stupida crea problemi in giro per le strade. Inutile dire che questo video è interamente dedicato ai due stupidi che mi sono trovato in contromano prima. Guarda cosa le guarda. E dopo mi domanda perché so qua e non farà one life. Dio caro Fiori, sveglieve. Senti i cocai che suona. Che fa co. Senti, arrila. I cocai. La fermo che non mette a fuoco. E sempre depressa sti cocai moderni. Mamma mia, che fosso di spiaggia, Fiori. Dimmi, Pompino. Sì, ma anche all'alba è pieno di schifo. Mamma mia. Combattimenti di cocai, no, sono andati via. Bombardare! Stanno combattendo. Vai, attacca, un destro! Wow. Guarda che sul sito Le Puntine del Mondo, guarda cosa ti ho messo. Tu vai su utilità, guarda, le mie mappe private, colonnine alla corrente, colonnine e-bike, parcheggi camper, piscine naturali e rubinetti acqua, che c'era già. Tu clicchi, magari anche dal telefonino, e ti fa vedere tutti i rubinetti dell'acqua collaudati. E quindi poi vedrai la tua posizione, dici va, clicco questo, naviga e vai nel rubinetto. Perché di là non abbaiava il cocchi? Peccato che appena in zanzare, che era... Insomma è stata una bella serata, guarda, pizza, biretta, qua il puntile e zanzare a 1000, sì. Bisogna scappare. Io anche volevo consigliarti queste robe, con la fidanzatina, con la famiglia. Invece no, quest'anno con le zanzare è proprio impossibile. Avremmo uccise tipo una trentina in 10 minuti. Dighe. Abbiamo fatto il bagnetto, le cocoine e il biscottino. Festa un cu, festa grande. Ah, mi costa come la moto praticamente 100 euro tra il disco, regolazione cambio, gli sberlamenti vari, laticizzazione delle gomme e sostituzione delle due valvole delle gomme. Il mio doppio cane che mangia il doppio, uccidiamo e pinciamo, mangia il doppio degli altri CP. Guarda. Caca il doppio degli altri GP e vissuta il doppio degli altri GP. Abbiamo 16 anni adesso e ancora siamo qua di Gemi. Pausa frigo, siccome tra 2 giorni devo portare il camper da un elettrauto che dovrà restare lì 2 o 3 giorni. A me metto in ferie mie e anche il frigo così riposa, intanto ho approfittato per smontarlo, lavarlo, pulirlo. Siamo in un paese dove per fare una visita attendi ormai 2 anni, però i soldi per finanziare le guerre, le armi, perché alla fine è un giro commerciale, che poi le armi vengano usate, no? L'importante è comprarle, hai capito? E lì i soldi ci sono. E quindi io credo che una persona intelligente debba fare di tutto per pagare meno tasse possibile, perché siamo in una situazione marcia, una situazione di malattia sociale, e pertanto questo corpo, questo stato deve morire, perché è malato, è irrecuperabile, è malato da tanto, da troppo. Mi stupisco invece spesso di chi va a votare, perché andando a votare tu credi la politica come qualcosa di pragmatico, di tangibile, di concreto. In realtà la politica è semplicemente un mondo dove ci entra chi vuole mangiare il più possibile. Poi una specie di... immaginati in natura, muore una carcassa o c'è un animale, arrivano tutti là e c'è chi cerca di prendere più degli altri, poi che gli altri restino senza, muoiono di fame, non importa, l'importante è che loro prendino il più possibile, poi finisce la carcassa e basta, vanno via, spariscono e ne entrano altri, e tu pensi sempre che quelli che arrivino dopo risolvano tutti i problemi, ma è da migliaia di anni che va così, ragazzi. Siamo ormai nel 2025, dai. Questa è una brevissima sintesi
che ti riassume il perché io alla fine non ho mai parlato di politica, perché la politica la vedo come un dettaglio, un inutilissimo dettaglio delle conseguenze di ciò che sta accadendo. Io preferisco parlare sempre delle conseguenze, ossia della radice del male. Poi il resto sono tutti, ripeto, dettagli, che ci sia un pirla piuttosto di un altro, che faccia questo piuttosto che quello, che rubi, che prenda. Sono solo dettagli. Spero di non essere frainteso, spero che sia chiaro questo mio striminzitissimo discorso, perché quando stringi troppo ovviamente sei libero a mille interpretazioni, questo è chiaro. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte.